Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella giornata di oggi, martedì 10 ottobre, un motoscafo Giracittà proveniente da Tre Archi e diretto a Ferrovia Piazzale Roma si è schiantato contro il ponte delle Guglie. Il conducente è rimasto ferito. Si è svolto subito dopo un sopralluogo di vigili del fuoco assieme alla Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia e alla Polizia Locale. A seguito delle verifiche fatte, si legge in una nota ufficiale, non sono stati rilevati problemi strutturali al manufatto, che ha riportato solo i segni del contatto della cabina del mezzo acqueo con i mattoni della volta. Il ponte risulta regolarmente aperto. Parliamo della tragedia di Mestre. Complessivamente si registra un ulteriore miglioramento della situazione generale dei pazienti coinvolti nel tragico incidente del pullman a Mestre e ricoverati nelle strutture ospedaliere del Veneto. I ricoverati in terapia intensiva sono scesi da 7 a 6, quelli in situazione critica da 3 a 2. Per quanto riguarda in particolare gli ospedali del Veneziano, a Mestre una paziente in condizioni definite stabili domani sarà sottoposta a un intervento programmato di stabilizzazione vertebrale. È stata invece dimessa nel primo pomeriggio dalla terapia intensiva la donna ucraina di 43 anni. In continuo miglioramento la situazione del paziente ucraino di 39 anni, che nei prossimi giorni verrà dimesso dall'ospedale. E la giovane paziente di 21 anni, il cui decorso è regolare, è stata dimessa questa mattina dalla terapia intensiva dell'ospedale di Dolo e verrà trasferita domani all'ospedale di Strasburgo, città di provenienza. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, a cui aderisce anche il Comune di Venezia. Per questo motivo i palazzi comunali di Cafarsetti e Caloredana Venezia e del municipio della Torre Civica a Mestre fino all'11 ottobre saranno illuminati in orario serale di verde. L'obiettivo dell'iniziativa è nata nel 1992 su iniziativa della Federazione Mondiale della Salute Mentale, con il supporto dell'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è da una parte di aumentare la consapevolezza sui problemi legati alla salute mentale e dall'altra di mobilitare gli sforzi a sostegno delle cure, combattendo incomprensioni e discriminazioni. Il tema della campagna 2023 è «La salute mentale è un diritto universale». Purtroppo, secondo i dati dell'OMS, una persona su 8 nel mondo soffre di questi problemi che interessano un numero crescente di adolescenti e giovani. Ci spostiamo a Chioggia, dove sono 23 ad oggi le associazioni di volontariato del territorio che hanno aderito alla seconda festa del volontariato in programma a Chioggia domenica 15 ottobre. Corso del Popolo Nord, il tratto tra Calle San Giacomo e Piazza Vigo dalle 8.30 alle 13.30 si animerà con gli stand dei volontari che si presentano così alla cittadinanza e ai turisti. E Mauro Armelao, il sindaco di Chioggia, ha commentato: «Voglio esprimere un sentito grazie da parte mia e di tutta l'amministrazione a tutti i volontari che operano ogni giorno su più fronti nel nostro territorio. Senza di loro il sistema Italia si fermerebbe. Rappresentano un esempio importante per tutti noi». Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.